mausoleo è stato progettato dall'architetto Robert Tischler, chiedo scusa per la pronuncia, ed è rimasto incompiuto. Avrebbe dovuto custodire circa 30.000 soldati tedeschi ed austriaci, caduti nella Prima Guerra Mondiale. Il governo tedesco scelse di costruire sul Monte Pilon, che è sito a pochi chilometri dal ponte di Pinzano, da dove si può godere della spettacolare veduta sul fiume Tagliamento. Il progetto è del 1937 e nel 1938 venne costruito un facsimile in legno e canne. L'anno successivo iniziarono i lavori. Per la costruzione utilizzarono una sessantina di operai, di cui molti pinzanesi, alle dipendenze di un'impresa di Etienne, specializzata in mausolei. I blocchi esterni provengono dalla cava di Somblago, in comune di Cavazzo Carnico, quelli interni da cave nei pressi di Verona. I lavori proseguirono anche durante il conflitto mondiale, si interruppero in seguito all'armistizio del 1943. Al ritiro delle truppe tedesche nel 1944, un gruppo di partigiani lo occupò. Il mausoleo non fu mai usato per lo scopo per cui venne ideato, né terminato, nonostante appaia completo. Questo a causa della sua posizione strategica. Al momento versa ancora in stato di abbandono e il comune l'ha messo in sicurezza, in attesa di un suo possibile recupero. Qua ragazzi siamo nell'ossario, puoi spiegarci tu, amore mio, in breve tempo cosa c'era qua? Però devi parlare vicino alla telecamera, se no non si sente un tubo alza la voce, se non ti sente lei. Questo ossario è stato costruito dopo la prima guerra mondiale. Ok. Ai caduti di guerra austro-ungarici, però io ho costruito tutto quanto sto catafalco qua di roba, porto da laggiù in fondo, scusa se poi inquadrò. E fin laggiù In praticamente. fondo. Dentro qua c'era anche la chiesetta tutto quanto, però non è mai stato usato. Ah, ok, allora. E secondo loro mi riteneva giusto tenere qua Dovevano tornare a casa. i due tornare in patria. Okay. Giustamente. Allora, quindi noi siamo qua. Quindi sempre. teoricamente noi qua non dovremmo trovare nulla perché non ci hanno messo nessuno. No. In teoria no, però io ho riscontrato qualcosa. Qualcosa c'è. Sì. So che tutti questi posto qua, le varie torrette di guardia qua, con Ah, quindi magari Queste? qualcuno che è morto durante la battaglia. no, poi è tutto era protezione degli italiatici, cannoni obici e quant'altro qua e per la scuola. Quindi era zona di guerra. In ogni Zona di caso guerra. qualcosa trovi. Ecco. E con i gai con un assessore che va sotto perché lei è il ponte. Ci sono due dai. sensori, devi stare attenta dove metti i piedi. Te scarichi Ok. la tua classe e tu ti sarai fatte e scarichi la tua. Allora, ragazzi, adesso noi del GT Paranormal Investigation e ED andiamo a fare una sessione dentro all'ossario. Vedremo che cosa uscirà fuori, no Alina? Che dici te? Andiamo. Andiamo a vedere? Andiamo. Molto bello. Ti prendi tutto, amore. E dov'è che sarebbero questi ascensori? E tutte le torrette. Dove? Che torretta là, tutte le che specie casette là. Ah, ok, lì era una torre. Si può arrivare lì? Sì, questo che mi è andato da parte. Ah, beh. Ah, ma è chiuso? Oh. Sì, ok. Prova a chiudere così la gente non... Vabbè, ma tanto non c'è nessuno, c'è solo noi qua. La chiesa sarebbe questa? Questa è la chiesa? Sì, penso sì. Sì, questa qua era la chiesetta. Qua era coperto sopra. Beh, immagino. Era coperta fino in fondo. Ah, allora, gli ascensori... Allora, tu guardi lì. Vedi com'è? Sta a malapena in piedi. Sì. Io voglio farti vedere, ma non mi fido, No, capito? no. Mezza crolla abbastanza. Non si sa mai, capito? Anche Che crolla qua, giù, anche capito? qua non è che sia il massimo stare, Eh. detto papale papale. Andiamo, facciamo una cosa veloce, se volete. Notturna. Intanto io qua apro. Ecco qua, io ho visto, ecco, la senti come la senti qua? Qua meno, è fuori che mi è. No, dico, come senti qui dentro? Qua io sento meglio che fuori. Allora, Fuori io sentito come una cappa. siamo andati una volta, io e mio marito qua, e in quel punto lì abbiamo beccato un viso di un demone. Non ho fatto fuoco.
Qua, lui qua, da qua, questa qua. no, Grazie. Dall'altra parte. Tutta fuori da parte dentro della fase. Qua invece dopo che la luce, era subito fuori perché era freddo. Soltanto qua che è ancora più freddo. Era gelato. Era gelatissimo. Ci sono dei punti proprio gelati. Vede che era così. Cosa c'è qui? Lo vedi il K2, questa roba che ho in mano? Passati sopra o toccala che ti vede. La poggio qua. Vedi come faccio io? Fai così anche tu, toccala. Grazie. Quanti siete qui dentro? Siete in tanti qui. Questa è ancora consacrata, questa chiesa. Sei tedesco? Avete combattuto qua? Quindi qualcosa. Come mai qui è un'area più tranquilla che fuori? Andiamo fuori a parlare con te. O preferisci parlare qua? Preferisci parlare qua? Mi hanno detto che qua c'è un demone. Tu sai che c'è? Siete morti qua? Qua non hanno successo a nessuno. Qui su questi luoghi durante la guerra sono morti in tanti. No o sì? No. Mi dici il tuo nome? Io mi chiamo Lina, tu come ti chiami? Uno alla volta dite il vostro nome, presentiamoci da persone educate.
Si può andare nelle torrette. È pericoloso andarci. Chissà che è pericoloso anche qua. Ya. Voi siete tutti tedeschi? Siete tutti tedeschi qui? C'è anche un bambino? Sentivo la voce, sembrava la voce di un bambino. Come ti chiami? Siamo qua? Siamo fuori? Ok, dai, ciao, ti salutiamo. Ciao ciao. Allora, praticamente abbiamo trovato entità, no? Fonte di energia che con i nostri strumenti l'abbiamo registrati, giusto? Sì, anche noi. Tu Lina, che cosa... Noi abbiamo trovato tedeschi, sia qua che nella caserma giù che abbiamo visitato, ma siamo venuti fuori, abbiamo continuato qua, abbiamo chiesto delle torrette, se potevamo andare nelle torrette se era pericoloso, ci hanno detto di sì e quindi non ci siamo azzardate perché noi eravamo partite per andare dentro lì e niente, poi abbiamo salutato e ci è sembrato anche di sentire un bambino. Quando abbiamo sentito anche noi un bambino. Quando però noi abbiamo chiesto se c'era un bambino, la voce di un uomo, no. Non voleva, sì, non voleva. Sì. Allora io a brevissimo tempo dentro ho percepito una voce di un bambino, come ha detto Lina, la mia collega, e è una voce proprio da uomo che ha detto no. Quello che ha sentito Lina l'ho sentito anch'io. E già è una bella cosa sentire le cose, un buon riscontro. Anche perché eravamo in parti diverse. Ecco, eravamo in parti diverse, in stanze diverse, abbiamo sentito la stessa cosa io e Lina. Tu Alessandro, cosa ci puoi dire? Cosa hai potuto percepire dentro a questo ossario? Cappadù non ho mai brillato. Anzi, anche a noi. Dopo ha brillato, dopo ha brillato, sì. Ha fatto un colpo solo, però da Spirit Box, dopo insistere, Ha risposto? ha risposto. Ha risposto. Non so se in italiano o in tradotto, comunque. No, tedesco noi non so niente. Allora ragazzi, la nostra indagine ovviamente, tu cosa ne vuoi dire? Vorresti continuare un Ma domani io ti ho già dire? Madonna, oppure no? Assolutamente. ti basta questa indagine no, qua? Per me è anche un'altra, anzi ti ho anche proposto se vuoi di piantare le tende su a Pinzano e farci una notte lì. Ok. Visto che abbiamo riscontrato e gli abbiamo chiesto, hanno detto che gli va bene, possiamo benissimo piantare le tende lì, ci facciamo una notte lì, tanto lì sono solo capre, quindi... Vabbè, ok. Beh, paura per capre. No, Sì, ma me l'ho accorta io che anche qua sono capre. Allora ragazzi, Vi salutiamo tutti. se questo video vi è piaciuto mettete un like, se avete sentito dei riscontri anche voi potete commentare sotto nei commenti ovviamente, iscrivetevi al canale di Esploratori dell'incredibile. Ecco, E iscrivetevi anche al suo ovviamente GT Paranormal Investigation Italy. Ok? Siamo italiani. Okay. E niente ragazzi, un grosso abbraccio, un bacione, namaste a tutti quanti. Namaste. E niente, buono, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.